Con la tradizionale benedizione dei gondolini e la presentazione degli equipaggi in gara si è celebrato ieri in Campo della Salute uno dei più suggestivi appuntamenti di avvicinamento alla regata storica, domenica alle 15:30. È sicuramente una grande occasione per dimostrare anche la regata storica, a differenza di quello che purtroppo troppo spesso invece si sente e si legge, che Venezia è morta, che non c'è più niente, si ferma tutto, ha perso tutto, eccetera. Non è niente vero, anzi cerchiamo anche attraverso la regata storica di andare a sconfiggere questa brutta e cattiva abitudine che Venezia è una città che è morta, perché domenica la regata storica è proprio l'esempio della non soltanto presenza dei veneziani ma anche della vitalità, ma soprattutto della continuità. E proprio in quest'ottica vincente la scelta di coinvolgere i giovanissimi, tantissimi infatti i bambini iscritti. 18 anni fa ormai sono passati, va bene, all'epoca ho imposto che venga praticamente varata una categoria dedicata ai bambini e con tutte le forze quella volta là alla fine ci sono riuscito. Portare i bambini dai 6 ai 13 anni all'interno dell'evento della regata storica. Ho inventato le schie, le macciarelle, va bene, in modo che i bambini veneziani o veneziani nel mondo potessero improvvisamente scoprire quello che è un ambiente che solitamente da terra non ti accorgi che esista, che è l'acqua. E a chi insinua che la regata sia composta per lo più da anziani, giusto risponde. Il 50% quasi dei regattanti che a livello agonistico vedremo competere domenica in Canal Grande non supera i 25-30 anni e soprattutto ogni anno abbiamo l'intrusione, chiamiamola così, di giovanissime coppie che accedono al vertice dell'agonismo della Voga alla veneziana Voga Veneta. Un messaggio, attenzione soprattutto ai gufi, che sono quelli che comodamente seduti in sedie non vengono alla regata, però dopo criticano e sono quelli che dicono che è tutto morto. Bene, domenica chi non è in Canal Grande non è veneziano.